bisogno, come dire, di guardare al cielo, si rivolge al santo patrono o ai santi patroni, e nel caso di Napoli ce n'è più di uno. Buongiorno Amedeo Colella, storico. Basta vedere la faccia di Amedeo Colella per dire che è schiarata una giornata meravigliosa. Beh, qui a Napoli abbiamo la dirotto, eh? Ma veramente stai dicendo? Io stamattina non ho ancora notizie da casa. Però per noi che ti sentiamo e ti guardiamo da qui, dai, portaci il sole. Amedeo, ma è mai possibile che San Gennaro da solo non ce la possa fare, che Napoli abbia, non ho il coraggio di dirlo, 52 protettori? 52. Pensa che la seconda città in Italia come numero di coprotettori è Venezia, che ce n'ha solo 25. Oh signore, non ci posso, ma perché stiamo inguaiati assai? Perché No, questo? perché consentimi la battuta, Napoli è una città diversamente normale, cioè il nostro concetto di normalità è un concetto un po' diverso, nel senso che, guarda, partiamo da questo dato. San Gennaro da 1700 anni, dal 305 d.C., è protettore della città, quindi è saldamente seduto. E lui? Lui, indiscusso, ma i problemi in Napoli sono assai, come sai. E allora che ha fatto? San Gennaro è andato in paradiso e ha detto, ragazzi, io ho bisogno di una mano, non è che, cioè, per esempio, vedi, epidemie, pestilenze, terremoti, inondazioni, eruzioni del Vesuvio. Fratelli, io devo dividere un po' di competenze. Allora si sono uniti vari coprotettori, prima 5, 10, 15, siamo arrivati addirittura a 52, che corrispondono ai 52 busti argentei che sono custoditi all'interno del tesoro di San Gennaro. Ti faccio un esempio: Sant'Emidio, uno dei più importanti, la protegge dai terremoti. Ecco, è solo una competenza. Sant'Elene la protegge dai fulmini. Sant'Anna e Santa Patrizia si occupano diciamo, gravidanza e parto, che come sai la riproduzione è È essenziale. essenziale, per carità. San Raffaele si occupa ecco, tu lo capisci questo termine politicamente scorretto, delle zitelle. Ecco, delle signore, delle splendide creature in cerca dell'amore per la vita. Sì, e il 24 ottobre vanno a Mother's Day ovviamente ad affidarsi per cercare marito. San Pasquale Bailon, protettore delle donne. Santa Maria Francesca, ne abbiamo una, la Santarella dei quartieri spagnoli, che protegge le donne che desiderano avere un bambino. Insomma, pensa, ne abbiamo Sant'Antonio Abate, protegge gli animali, protegge i mestieri legati al fuoco e per esempio protegge anche l'herpes zoster. È il famoso fuoco di Sant'Antonio. Senti Amedeo, ma toglimi una curiosità. Ma San Gennaro non è geloso di, come dire, cioè San Gennaro è San Gennaro, è il principe dei nostri patroni. Non c'è il rischio che diventi geloso di tutti gli altri? In realtà Vabbè, ma è no, santo lui, non può essere San geloso. Gennaro ha avocato a sé le funzioni centrali, le funzioni diciamo indelegabili. Ovviamente qual è la prima di tutte quante? Il Vesuvio. Ha delegato le funzioni minori, ecco, Sant'Aspreno si occupa dell'emicrania, ma io non posso mai occupare dell'emicrania, insomma. Senti Amedeo, su Sant'Aspreno dobbiamo spendere una parola in più, però stammi a sentire, noi stiamo sorridendo di una cosa importante. Napoli è una di quelle città che ha necessità di aggrapparsi al cielo per poter vedere al meglio la terra che calpesta. E allora vi portiamo in un luogo storico di Napoli, Amedeo, è la chiesa del Carmine, la Madonna Bruna, perché eccezionalmente in questo tempo così tremendo è stato svelato un crocifisso prodigioso. Guardate. Siamo a Napoli, nella Basilica Santuario del Carmine Maggiore, un luogo particolarmente caro ai napoletani, perché qui sono custoditi i due più grandi tesori. Il primo, l'icona della Madonna Bruna, che i napoletani amano invocare con il titolo affettuoso di Mammaro Carmena, e il secondo, preziosissimo elemento importante della città di Napoli, è il crocifisso, caro alla città di Napoli perché nel 1439 fece un miracolo importantissimo. Napoli era regnata da Renato d'Angiò e Alfonso d'Aragona venne per cercare di conquistare la città. Sparò un colpo di cannone verso il Carmine, che all'epoca era una fortezza, e un colpo di bombarda sfondò il tetto della chiesa e avrebbe dovuto colpire in pieno
questo crocifisso che in origine si trovava proprio nel punto in cui ci troviamo oggi. Per miracolo questo crocifisso abbassò il capo e scansò questo colpo di bombarda. Alfonso d'Aragona si spaventò tanto di fronte a questo miracolo e ordinò al fratello Pietro, l'infante, l'erede al trono di Spagna, di non sparare più contro il Carmine. Ma il giorno seguente, dal campanile del Carmine lo videro che stava per armare nuovamente le bombarde e gli spararono un colpo di bombarda contro l'accampamento aragonese. Morì. Alfonso ordinò di togliere l'assedio e cercare di riconquistare la città in un secondo momento. E nel 1442 riuscì finalmente a entrare nella città di Napoli. Alfonso volle che il crocifisso simbolicamente fosse traslato nel lato opposto in cui si trovava in origine e che avesse il volto rivolto verso la città. La città, un po' per omaggiare Alfonso d'Aragona, decise che questo crocifisso fosse visibile soltanto dal 26 dicembre al 2 gennaio, ma nel corso dei secoli è stato sempre invocato nei momenti di particolari difficoltà. A seguito di questa drammatica epidemia di coronavirus, i padri carmelitani della comunità del Carmine Maggiore di Napoli hanno deciso di esporlo ai fedeli in modo tale da affidare tutta la città di Napoli, ma non solo, l'Europa, il mondo intero, affinché possa liberarci da questo flagello. Starò invecchiando, Amedeo Colella, ma a me è emozionato tantissimo questa testimonianza raccolta dalla nostra Vittoria Biancardi. È meraviglioso pensare che il cielo c'è sempre quando questa terra si macchia anche della nostra paura. Senti Amedeo, Sant'Aspreno merita un attimo un approfondimento. Io ieri, guarda, se non fossi tu, preparatissima voce di Napoli, avrei detto questa è un'invenzione del grande Amedeo Colella. Ma che c'entra Sant'Aspreno col mal di testa? Beh, allora ti dico subito, sono 2000 anni, guarda, qui a Napoli, fino all'invenzione dell'Audi, Novalgino, poi non voglio dire marchi, ma di rimedi per degli analgesici. L'unico modo per sconfiggere l'emicrania per i napoletani era affidarsi alla protezione celeste. D'altronde, scusami, tu parlavi di gelosia, ma guardate, noi abbiamo un santo competente per epidemie e pestilenze che è San Gaetano, quindi io dico... Ecco, proviamoci ad invocarlo un po' di più, bravo, bravo. Io togliendo al crocifisso del Carmine, che io adoro perché lo vado a vedere sempre dal 26 dicembre al 2 gennaio. La storia di Sant'Aspreno è nota. San Pietro, sulla via di Roma, nel 50 d.C., si ferma a Napoli. Questa è certissima leggenda. Lasciami usare questa formula, è una leggenda certissima. A San Pietro ad Aram, una chiesa che è nel centro di Napoli, a Rettifilo, lui dice messa e durante la messa guarisce due ammalati, Aspreno e Candida, che diventeranno Sant'Aspreno e Santa Candida. Lui sarà il primo vescovo della Curia di Napoli, primo santo napoletano, e da 2000 anni chi ha male capo, cioè brucia capo, come diciamo a Napoli, non ha alternative che affidarsi a Sant'Aspreno. In che modo? Si va a Sant'Aspreno al Porto, nella zona di Piazza Borsa, via Sant'Aspreno. Qui c'è la chiesa di Sant'Aspreno, bisogna raparsi i capelli a zero, primo rito diciamo devozionale, e poi andare a Sant'Aspreno. Nell'ipogeo, all'interno di un foro, sono custodite le reliquie di Sant'Aspreno. Bene, cosa si fa? Si rapano i capelli a zero e si va a mettere la testa nel portugio, nel furtuso, come diciamo a Napoli. E nasceva una canzoncina che quando noi bambini eravamo sulle gambe di nonna e ci tagliavamo i capelli, lei mancabilmente ci cantava Carus, Montus, Mietta Caldi, ecco, queste sono le canzoncine delle nostre infanzie che traevano proprio da pratiche quotidiane del Regno di Napoli. Senti Amedeo, ma Aspreno ha ispirato anche un noto marchio di cioè dell'acido acetilsalicilico? Questa è non mi fate dire un'altra altro. Leggenda, una certissima leggenda che inorgoglisce sempre di noi. Si racconta che Helmut Bayer, Roche, non so chi è che ha il marchio, venendo a Napoli nel 1920, sente la storia di Sant'Aspreno e deciderà di mettere il nome commerciale all'acetilsalicilico di aspirina, proprio in omaggio a Sant'Aspreno. Scusatemi, centro del mondo. Guarda, Amedeo, io sono, guarda, c'ho la pelle d'oca. Senti una cosa, dammi soltanto 40 secondi per ricordare una cosa. Tu, serissimo ricercatore, ma
testa grande tra i numeri, programmi informatici eccetera, innamorato folle di quella che è la nostra droga, perché Napoli è una droga, nel vero senso della parola, hai cambiato vita all'improvviso e sei diventato cultore e autorevole, tra l'altro pensatore napoletano. Ma ti sei mai pentito sì. di questa scelta? No, mai, 24 anni in un centro di ricerca informatico promosso dalla Federico II di Napoli e poi improvvisamente ho chiuso i cassetti, ho portato tutto via e oggi provo a vivere di cultura. Ahimè, sono stato colpito ovviamente duramente. Oggi faccio lo scrittore, l'editore e racconto la nostra Napoli in un modo, in qualche modo particolare, perché poi a volte la storia si ricorda meglio se viene Assolutamente. fornita in questo Amedeo, modo. promessa, ti vogliamo qui. Lasciamo aprire le Volentieri. regioni, non sappiamo se ce la facciamo in tempo per questa stagione, ma insomma sei veramente un ambasciatore di speranza e di cultura e a noi questo piace tantissimo. Grazie, perché poi il rapporto col santo protettore dobbiamo continuarlo perché quello è molto Ma stiamo conflittuale. scherzando, perché Insomma... altrimenti poi si piglia collera e non esiste proprio. Amedeo No. Dorella, sei meraviglioso, grazie. Grazie a voi. Grazie per essere qui con noi. La cultura è quello che ci occorre. L'ha detto anche il Papa, gli artisti, gli uomini di cultura sono portatori di bellezza.